Cri cri. La Cimbali, nuova macchina per caffè espresso. Facile da usare. La Cimbali, un caffè, un cappuccio, buoni come al bar. La Cimbali, piccola che sta ovunque. La Cimbali, garanzia dell'esperienza. Le buone maniere. Benissimo, benissimo, grazie ragazzi per la serie Buone Maniere, Buone Maniere, vedi anche la faccia di Einstein quando vi vede come a ridotto. Per la serie Buone Maniere vorrei leggervi una lettera scritta dalla signora Pina, che è l'unica che abita qua di fronte e ci manda queste lettere. Mi manda una lettera dicendo: caro Grillo, ti mando queste 2 fotografie che tu commenterai dove è andata a finire oggi l'educazione. Guarda tu. Le fotografie che mi manda la signora Pina sono queste. Ed è la principessa, la vedete, Anna, che sta facendo una pulizia otorino-laringoiatrica Ora, una principessa che si mette le dita nel naso, cara signora Pina, lo so che è la sconvolta. A parte che io pensavo che una principessa il dito nel naso non ci si mettesse il dito. Il minimo un Black Decker. Se no, principessa. L'educazione oggi è una cosa stranissima. Non si sa più bene. Tante volte uno che esagera nell'educazione combina dei guai. Anche questo, una persona troppo educata, troppo propensa verso gli altri, combina dei guai. Tipo quando chiedi un'informazione per una via quando vai in una città e c'è questo che vi sarà successo, che arrivi in macchina in una città che non conosci e c'è sempre uno su un angolo che è lì, che ti aspetta, come dire, non sono un uomo, sono una carta topografica. È in un angolo, non sai perché, è lì che ti aspetta. Arrivi lì e dici: senta, sa mica dov'è Piazza Manzoni? Lui fa: dunque, Manzoni lo scrittore o Manzoni lo scultore? Piazza Manzoni, sì, allora lei vada, momento che me lo dice. Piazza Manzoni, dunque lei vada, ecco, prenda una coda di macchine, lo sa, sì, Piazza Manzoni, ma non sono di qui. Te lo dicono, poi c'è quello che scappa, c'è quello in macchina che dice: Piazza Manzoni lo so io, mi venga dietro con la macchina, prende la macchina e parte e ti lascia lì. Sono quelli solerti, e però non bisogna neanche oltrepassare la maleducazione o l'educazione. È una cosa, ecco perché è sensibile, ci vuole anche del buon gusto, perché ad esempio fa piacere a tutti ricevere degli ospiti a casa, no? Ti fa piacere avere della gente a casa, è bello, però quando ti fanno la famigerata improvvisata ti mettono in crisi, perché magari sei lì stravacato sul divano con le ciabatte, senti il citofono: sono io, faccio un'improvvisata. Allora in quei 30 secondi devi mettere a posto tutto. Allora prendi ciabatte marce del 61 sotto il letto, vai nel bagno, spazzole con tutti i capelli rattrapiti, nascondi tutto, metti spolveri moquette, in 30 secondi la tua casa lucica, arrivi lì tutto stravolto, apri la porta e hai ancora la forza di dire: scusa il disordine. È sempre così. E allora quali sono la buona creanza? La buona creanza, perché adesso oggi ci sono quelli fissati della moquette in casa e non mettono delle moquette tipo questa qui, che non è una moquette, è una cosa che cammina da sola. Ma non mettono moquette grigio topo, scure, mettono delle moquette, non so, rosa perla, panna, e allora ci tengono e ti guardano, come entri su quella moquette, ti guardano come le scarpe, chissà come mi riduci la moquette. Cosa ci devi camminare? In ginocchio? Allora perché non ci mettono dei ponticelli da una moquette all'altra, come a Venezia, che passi sui monticelli e salvi la moquette? Non bisogna esagerare anche nella tremenda pulizia della tua casa, anche se c'è qualche cosa. Quelli che nel salotto tengono il lenzuolo che coprono il salotto, il divano, sul divano il lenzuolo, magari dormono col copriletto e basta. E sai che stiamo arrivando a delle cose? E allora non bisogna, per esempio, andare in casa della gente con i bambini
perché i bambini, sai come vanno, girano, no? Per ogni casa, scusi, sono bambini, per ogni casa, sì, li lasci fare, se mi rompono quella lampada li ammazzo, sai che creano del panico, bisogna offrire quello che si ha, perché quando è della gente è giusto offrire quello che uno ha. Quindi uno non c'ha mai niente, oppure ha quelle bottiglie di stock che non beve mai nessuno, quelle cose dell'alpaca, no, l'alpaca è una cosa, cioè, dell'alpestre, quelle cose. Oppure c'è la classica, vuole un bel caffè? Che ti salva, ma no, grazie, ma vuole un bel caffè? Beh, se lo fa per tutti e lui è lì da solo. Sai queste cose i cioccolatini, se ti offrono in casa dei cioccolatini puoi mangiarli lì, perché c'è gente che grazie ne prende e me li porto a casa, se li sfasciano a casa, cose da pazzi. Poi ci sono momenti di imbarazzo che possono avvenire, non bisogna essere troppo imbarazzati in certe situazioni, magari ti siedi sulla sedia, la sedia fa un rumorino e allora tutti che si bloccano e tu cerchi di rifare con la sedia lo stesso rumore e non ti viene mai lo stesso rumore. Allora dici non se ne è accorto nessuno e la signora magari ti dice deve andare in bagno? Che in bagno? La sedia ci deve andare in bagno che è una maleducata, cose da pazzi. Poi c'è, poi generalmente quando hai questi amici che ti fanno ste improvvisate, la conversazione poi non c'è mai niente da dirsi, allora la conversazione langue e il padrone di casa non può far vedere, cioè deve ravvivare, non può sbadigliare, a meno che non sbadigli alla rovescia, nel senso che ti vengano gli occhi di fuori. Guardare l'ora non devi farti vedere dai tuoi ospiti, allora devi fare delle finte, prendere e poi li accompagni fuori. Li accompagni, grazie dell'invito, di essere sempre molto gentili, come l'ospite è sullo zerbino di casa si rammenta cosa voleva dirti. E allora comincia a fare discussioni, perché Reagan non doveva farlo, sveglia tutto il condominio. Lì non devi mai dirgli, beh, se vuole stare ancora 10 minuti, mai, perché se dice di sì, cosa fai? Li butti dentro, chiudi e te ne scappi, li lasci solo in casa. Aia, questi brevi minuti. Queste brevi per me sono anni di fatiche e di sangue. La massima che trago da Ugo La Bocca della Verità è l'ospite è come il pesce surgelato. Dopo 3 mesi è ancora buono. Ciao a tutti, grazie, ciao. Ciao. Per un'alimentazione equilibrata occorrono proteine, vitamine, lipidi, sali minerali, glucidi, calcio, il giusto apporto calorico. Tutto questo lo trovi nel latte, l'alimento più completo, più sano, più naturale. Bevine di più. Il latte è una risorsa di salute, di energia, di bellezza. Tanto latte per vivere meglio.